che siate già stati in Friuli Venezia Giulia e che dobbiate ancora venirci a trovare, ascoltate le storie dei nostri VIP Ambassador. Oggi con me c'è Mara Navarria. Classe 85, campionessa del mondo individuale nel 2018 a Wuxi e medaglia di bronzo a Budapest nel 2019, numero 5 attuale del ranking mondiale e già qualificata per le Olimpiadi di Tokyo. Mara si è allenata per anni lontana dal Friuli Venezia Giulia, ma è tornata. Mara, bentornata in Friuli Venezia Giulia, raccontaci i motivi del tuo ritorno. Devo dire che ritornare qua in Friuli per me è una cosa importante, non solo per la famiglia ma anche perché si sta bene. Ogni volta che ripartivo da qua stavo male, qui ho pensato di ripartire per la costruzione di questo allenamento verso Tokyo 2021 e quindi sono rimasta a Carlino. Ci hai portati al castello di Udine, che è il tuo luogo del cuore. Ci racconti il motivo che ti lega a questo luogo meraviglioso? Questo posto in realtà è il posto dove venivo sempre con mio padre e i miei fratelli. Ho passato tanto tempo qua a Udine da piccola, mia bisnonna viveva qui e quindi Udine proprio rappresenta per me casa. Atlete sì, ma siamo anche delle buone forchette e non possiamo rinunciare a un bel aperitivo in Piazza San Giacomo. Ma un bicchiere di vino e una tartina col crudo, un pezzettino di frigo fa anche parte della nostra cultura friulana. E della cultura e tradizione friulana fa parte anche un bel brindisi, io direi di brindare al futuro, Mara. Sì, brindo al futuro, però come l'angelo del castello che punta verso oriente punterei a Tokyo. Allora a Tokyo e a te. Dai. Cin. Cin.